Sassa. Buonasera. Buonasera. Ehi. 1, 2, 3. Una buonasera amici appassionati di pallacanestro, benvenuti al Palapirazzu. È tempo di derby tra squadre isolane, da una parte l'Esperia Olimpia Cagliari, dall'altra la Class Sennori, in una sfida dai sapori speciali, non solo perché torna un derby tra una squadra del Nord Sardegna e una squadra del Sud Sardegna in un campionato di B interregionale, ma soprattutto perché questa partita porta con sé un peso specifico enorme. Squadre che hanno il bisogno di ritrovare 2 punti e di trovare 2 punti, come nel caso di Sennori che ha vinto l'ultima e ha bisogno di continuare a vincere per inseguire il sogno salvezza, e l'Esperia, con le spalle al muro per usare un gergo sportivo, deve consolidare l'8ª piazza e ha bisogno assolutamente di vincere questa sfida. 1 minuto e 50 prima della palla 2. Ed ecco qua, come vedete in grafica, le chiavi del match. Quest'oggi il match ruoterà attorno a tanti fattori, amici a casa, specialmente partendo lato Esperia dal talento argentino di Frattoni e Marco Giordano, selezione delle triple, ovvero la qualità dei tiri e le letture sul pick and roll, la spinta del Palapirazzu e i parziali difensivi. Questa squadra con la difesa è capace di mettere in campo parziali importanti, esperienza emotiva per Sennori, transizione offensiva e difensiva, spensieratezza e costanza fisico-tecnica. Queste sono le chiavi che poi approfondiremo e vedremo se sarà effettivamente così nel corso di questa sfida. Scende rientrando dalla live? No. Se va meglio. Sì. E quindi è tutto pronto, amici a casa. Palla 2 che sta per essere alzata. La gara verrà arbitrata dai signori Massimo Zara ed Emilio Mura della sezione di Oristano e Cagliari. Hanno ricoperto anche il ruolo di formatori nel Trofeo delle Regioni disputato a Nuoro dal 3 al 5 aprile. Ed è proprio il signor Zara che sta per alzare la palla 2. Andiamo a leggervi i 2 quintetti, o meglio, ad analizzare le scelte dei 2 coach. Da una parte
coach Fabrizio Longano dalla classe senior che manda in campo Obina Nuoco, maglia numero 11, Luca Sanna con la 10, Enrico Merella con la 12, canotta numero 40 di Giri Ubalek, e a chiudere il quintetto c'è Federico Tola con la sua consueta maglia numero 17 per i cagliaritani di coach Manca. C'è Tiam con la 13 che salta insieme a Ubalek e perde la palla 2 perché la vince la squadra con la maglia verde. Giordano maglia numero 9, Capitan Locci con la 15, Morgillo numero 99. A chiudere il quintetto abbiamo la maglia numero 11 di Gianluca Frattoni. Ubalek consegnato con Tola, va sino in fondo, si protegge, scarica per Merella, piede a posto, tripla del capitano, palla che viene sputata dal ferro. E quindi Locci a portar palla in questa veste da playmaker, lui che comunque è abile nel portar palla, scelta da parte del coach per permettere a Frattoni e Giordano di muoversi perimetralmente. Eccolo Giordano che crea subito una lettura del pick and roll. Tiam chiude il palleggio, eccolo Morgillo, trova libero Giordano che si prende una tripla da lontanissimo. Giordano secondo ferro, una tripla per parte, Merella e Giordano 0-0 dopo 50 secondi di partita. Arriva anche a breve il punteggio in grafica, non c'è da sbagliare in questo momento. Serie di palleggi per Luca Sanna che vuole attaccare contro Locci, va sino in fondo, polveri bagnate in questo avvio, bella cornice di pubblico, un centinaio se non più persone giunte da Sennori e ovviamente il classico pubblico del Pala Pirazzu che è grandissimo questo palazzetto. Ovviamente il colpo d'occhio sembra che manchi qualcuno, ma credetemi c'è davvero tanta affluenza quest'oggi di mercoledì ore 20:30, non è semplice, però il pubblico non sta tradendo le aspettative. Un grande spettacolo di pallacanestro. Nuocoye stappa la partita e non poteva che essere uno dei giocatori con maggiore esperienza in campo, ovvero Binna Nuocoye, che ha anche militato con l'Angelico Biella in Lega 2. E quindi Sennori che è in vantaggio, 8-17 da giocare. Frattoni fuori per Giordano, si rinnova la sfida con Tola. Giordano palleggio vivo, Nuocoye davanti a lui, si va sotto da Morgillo, ancora al 99, non prende il tiro perché ne costruisce uno migliore per Tiam. L'ha costruito questo tiro nel corso di questi mesi e ci sta lavorando parecchio e si vede. Retina incastrata da una parte, retina incastrata dall'altra, due pari. Tola, palla in mano, situazione di gioco rotto, ancora il playmaker ex Santa Croce Olbia lascia per Giri Ubalek che sistema la retina e porta i suoi nuovamente sul +2. Gran bell'avvio di partita, eccolo qui lo zoom sul nostro Giri Ubalek, 42 anni a non sentirli. Locci, altro giocatore che ha il contachilometri, che ovviamente non recita più 18 anni ma continua a predicare pallacanestro, il capitano dell'Esperia. Ubalek vicino al recupero, poi Tiam in qualche modo per Morgillo, il suo tiro lo sbaglia, rimbalzo di Luca Sanna, scelta Poti dalla panchina per coach Sanna, per coach Manca, chiedo scusa. Sennori sbaglia, ma un'altra possibilità con Sanna, fa saltare Locci, piede a posto, tripla il marchio di fabbrica del giocatore turritano, massimo vantaggio class 2-7. E poi Ubalek ci mette anche l'anticipo e la palla, l'ultimo tocco di Locci, recupero per i sennoresi. Ricordiamo anche che le due squadre in quel caso, ovvero nella gara d'andata, si trovavano in situazioni di classifica differenti. Quest'oggi 12 punti per Sennori, 22 per l'Esperia, con tutte e due le squadre, mentre non c'è un attimo di tregua perché Ubalek si alza e ne mette altri due con la faccia giusta. Un giocatore che ne ha visti di palcoscenici importanti e ne ha viste di sfide come queste. Dicevo, 22 punti per le squadre di Sennori, spero che deve assolutamente vincere perché ha la sfida contro Cagliazzo nella prossima giornata e poi chiuderà con Carverest e l'EBK. Per quanto riguarda invece Sennori, la prossima in casa contro Benevento e poi San Paolo Stiense in trasferta, e chiuderà il campionato contro la Tiber, ma poi ci addentreremo in tutte le combinazioni di queste due compagini. Frattoni, primo tiro della partita, step back, tripla, Gianluca Frattoni batte un colpo l'argentino. È certo che il pacchetto guardia dell'Esperia è uno dei più invidiabili di questo campionato. Marco Giordano nativo di Rosario e Gianluca Frattoni nativo di Santa Fe. Federico Tolasino in fondo, segna, subisce il fallo e va in lunetta con il tiro libero supplementare
grandissima giocata di Federico Tola, 5-11. Eccolo Tola in lunetta, realizza e converte così il potenziale gioco da 3 punti. E siamo 5-12, Senori che ha più che doppiato l'Esperia, avvio contratto dei giocatori che hanno Calamosca come main sponsor sulla maglia, tripla bersaglio di Morgillo, è classica dedica del 99, giocatore esperto, duttile, un'ala completa che quest'anno sta viaggiando a oltre 13 punti di media. Merella perde palla, attenzione ai parziali difensivi dell'Esperia, infatti difesa si scatena in transizione, Ubalek vorrebbe la stoppata, Morgillo vorrebbe la schiacciata, nulla di fatto, si rimane 8-12. Sanna si viaggia in apnea, nessun time out, nessuna pausa, ancora Sanna tripla, una delle sue, non va bersaglio e Frattoni, che passaggio col binocolo per Loci, grande giocata, 4-0 Esperia, ma che derby stiamo vivendo, da 5-12 a 10-12, amici a casa, volevate lo spettacolo, eccovi serviti. Merella palla in mano, siamo entrati negli ultimi 5 minuti di primo quarto, scarico fuori per Nuocoie, ancora il palleggio vivo del nativo di Anzio, ma sino in fondo gli mancano i centimetri per concludere in qualche modo l'ultimo tocco di Giordano e quindi si rimane da questa parte. Ricordiamo anche che la 27esima giornata, nonché 12esima di ritorno, è la giornata caratterizzata dai derby, perché quest'oggi, oltre ad avere il derby sardo, è Sanna che si alza direttamente dalla rimessa e spara una tripla dall'angolo, seconda tripla della sua partita, Folgora la retina ed è 10-15. Frattoni per Thiam, abbiamo capito che non possiamo neanche fare considerazioni tecniche perché i giocatori in campo stanno andando a 1000, insensato Giordano, finta lo scarico e va sino in fondo con la mancina, mano debole, ricordiamolo, 12-15, 27 punti in 2, clima derby assolutamente rispettato. Si torna da Nuocoie che non esita, si prende il tiro, primo ferro, non c'è nessuno a rimbalzo, solo maglie biancorosse, quindi Giordano subito per Frattoni, prova a prendersi la prateria, poi decide di tornare dal suo playmaker, ancora Giordano fino in fondo, tiro complicato, non c'è niente di complicato per questo giocatore che poi ha un'altra chance, Morgillo non lo sfrutta e Ubalek è bravissimo recuperando la sfera in un momento non facile per i suoi. 12-15 con Sanna che ha mandato a bersaglio la seconda tripla, eccolo Sanna che vola il pallone, fallo di Loci. Dicevo, giornata 27esima, 12esima di ritorno, caratterizzata dai derby, perché oltre al derby sardo abbiamo il derby campano tra Angri e Carver, tra Benevento e Angri, 43-31 al momento, e poi proprio tra Carver e Stelle BK, ma anche tra Antoniana e Cagliazzo, quindi davvero una giornata che può dire derby. Ancora Sanna, 2 su 4 da 3 punti in questo avvio, è entrato in campo Poti, numero 10 dell'Esperia, che cede l'incombenza a Frattoni, palla sotto per Loci, ancora Loci si aiuta col braccio, poi Thiam vuole fare la voce grossa, eccolo Thiam, primi 2 nel pitturato dopo il canestro dalla media per il numero 13. Ancora Ubalek, posizione centrale, consegnato con Luca Sanna, Senori che sta giocando al suo ritmo, Ubalek fronteggia, gli mette la mano Thiam, se lo prende lo stesso Ubalek, senza errori dal campo, 100%, 3 su 3 per il numero 40 nativo di Praga, 14 Esperia, 17 Senori, ma che bella partita. Loci riceve, scarico, Poti, subito tripla, presa e mandata a bersaglio, anche da Alessandro Poti. Arriva un fischio ed è la prima pausa, verrebbe da dire finalmente, perché i giocatori stavano andando in apnea. Tripla di Poti, lui che viaggia a 12 punti di media quest'anno, oltre il 35% dall'arco, ed è cambio doppio per la classe, dentro Cabras e Biolchini e fuori
Nuocoie e Merella, in realtà è uscito anche Tola, quindi triplo cambio dentro anche Alessandro Pisano. Non fa prigionieri coach Longano, ovviamente tutti pronti a entrare. Senori che deve rinunciare a Stefano Puggioni, problema al pollice sinistro e stagione finita per Nicola Pisano, purtroppo per lui, lesione del crociato. Recupero di Tiamo, qua il passaggio molto telefonato di Cabras, non contento coach Longano, e quindi Frattoni, potenziale primo vantaggio dell'Esperia nella sfida. Poti galleggia, scarico per Morgillo, tripla, piede a posto, Morgillo, palla che viene sputata dal ferro, ma poi Tiam, Iba Tiam fa la voce grossa e deposita 2 punti appoggiati al vetro. 19 Esperia, 17 classe Sennori. Pronto a entrare anche Andrea Cordedda, fallo di Tiam. Biolchini che nell'ultima sfida ha mandato a bersaglio la bellezza dei 16 punti. Season high per quanto riguarda le vittorie, lui che ne aveva realizzato la bellezza di 20 contro la Scandone, ma sappiamo quanto contino più i punti nelle vittorie che i punti nelle sconfitte. Si accomoda Ubalek, primo mini riposo per lui in campo, un totem di questa squadra Andrea Cordedda. Sue le parole alla vigilia del match, c'è tanto entusiasmo, c'è tanta voglia di giocare e competere in questa partita dal sapore speciale, e quindi Sanna, Biolchini, Cabras, Pisano inteso come Alessandro e Cordedda per la classe senior, Poti, Frattoni, Loci manca e Tiam per l'Esperia. Sanna da 3, arriva al terzo errore, 2 su 5, macchia un po' le percentuali il numero 10, poi c'è fallo a rimbalzo di un giocatore della classe segnalato dalla signora Emilu Mura, che arbitra insieme al signor Massimo Zara. Porta palla Frattoni, lo scarico fuori per Poti, che poi decide di lasciare l'incombenza a Tiam, ma è uno specchio per le allodole perché vuole attaccare proprio il numero 10. Che giocata, galleggia, si protegge e realizza un canestro difficilissimo, 5 consecutivi di Poti, che sta mettendo il suo marchio in questo momento della sfida, 90 secondi e poi sarà prima mini pausa. Eccolo Cordedda, attacca sino in fondo, Cordedda si protegge, anche lui Andrea Cordedda, la locomotiva senorese sino al capolinea, non poteva che iniziare subito con le marce alte. Un giocatore che può vantare più di 3000 punti in Serie C, ha giocato a 18 anni con la Robur nell'ultima squadra del Nord Sardegna in B2, e anche se sono passati più di 12 anni la sua fame agonistica non cambia. Fallo nel mentre, e noi ne approfittiamo per salutare tutti gli amici collegati su Twitch. Siete quasi 200, è davvero un piacere per noi offrirvi questo servizio anche durante la settimana in una sfida importante. E salutiamo gli amici cagliaritani, gli amici sennoresi, tutti gli amici in generale appassionati di questo magnifico sport. C'è time out in campo e quindi noi ne approfittiamo per prendere fiato e prenderci una piccolissima pausa, ma non ve ne andate, anzi rimanete ancorati al divano. Mini pausa del match, e già le prime statistiche
della sfida, ma non c'è un attimo di pausa, come detto, non ci siamo accorti che il gioco è ripreso. È come se si è accorto Alessandro Pisano dell'arrivo di Biolchini, che deposita i primi 2 punti della sua partita e riporta Sennori sul meno 2. Ottima uscita dal time out della squadra di coach Longano. Tiam si forma il triangolo, il taglio di Nicola Manca, ancora Tiam di potenza, alza la parabola, questo lo sbaglia, tap out, è una tonnara lì sotto alla meglio Sennori e quindi Cabras mette palla a terra con coraggio. Eccolo Biolchini, ultimi 30 secondi, c'è discrepanza di 13 tra i 2 cronometri e quindi Sanna, blocco con Cabras, ancora Sanna, palleggio vivo, vuole attaccare, chiude il perno, Sanna non commette passi, trova fuori Biolchini, tripla frontale, secondo ferro, Tiam giganteggia lì sotto, è già il quarto rimbalzo per lui. Frattoni pressato da Biolchini, ancora il nativo di Santa Fe, torna da Poti che ha spazio per attaccare, mismatch contro Pisano, si allontana, si separa e realizza lo scadere. Giocata del primo quarto da Alessandro Poti, 23 Speria, 21 classe Sennori, ma che bel derby amici a casa, 44 punti chiedo scusa, segnati dalle 2 squadre, davvero un bel bottino. Andiamo a analizzare anche i tabellini personali perché ne abbiamo 7 per quanto riguarda Alessandro Poti dalla panchina, 6 per Tiam, mentre per la classe Sennori sono 6 a testa per Ubalek e Sanna, percentuali che sorridono entrambe le squadre. 100% a cronometro fermo per Sennori, 7 su 10 da 2 punti, 2 su 7 da 3 per l'Esperia. Invece abbiamo percentuali leggermente più basse da 2 punti con un 7 su 11 ma un 3 su 6 da 3 punti, ancora nessun tiro libero segnato. Se il buongiorno si vede dal mattino, amici a casa, è davvero un gran bel derby e noi ringraziamo tutti gli amici cagliaritani, tutti gli amici dell'Esperia Cagliari per averci concesso il privilegio di raccontare la sfida, concesso anche la postazione, noi la condividiamo volentieri anche con gli amici dell'Esperia che si occupano delle riprese personali della squadra e noi siamo qua a offrirvi il solito servizio Twitch, il solito copione, quello che piace a noi, ovvero pallacanestro, spettacolo e tanto godimento sportivo. Vedete in grafica anche le statistiche, Sennori più 4, massimo vantaggio, più 7 per l'Esperia, 3 volte in parità e adesso abbiamo già i primi riscontri tecnico-tattici e la partita entrerà sempre più nel vivo. Squadre che quest'anno viaggiano con filosofie opposte, molto più fisica l'Esperia che ha nel gioco perimetrale i suoi punti di forza, Sennori invece è molto più perimetrale e quindi anche una sfida fra filosofie e fra sistemi di gioco, un po' così sempre in questo campionato di Serie B interregionale. Ribalta Poti passando da Frattoni, tripla di Cabriolu che è uno specialista, pensate, insieme a Stefano Pugioni. Cabriolu è uno dei giocatori con la percentuale migliore, con almeno 70 triple segnate, per intenderci ogni 10 triple il 5 dell'Esperia e il 5 di Sennori mandano a bersaglio 6 triple su 10, davvero clamoroso. Cabras altrettanto clamoroso nel pitturato, si fa trovare pronto, primi 2 dell'ex F Torres ed è 23 pari. Possesso affidato a Poti nuovamente, che è una spina nel fianco da quando è entrato in campo. Pili, il giovane prodotto dell'Esperia, torna da Frattoni, situazione di gioco rotto, 4 secondi, deve inventare l'argentino, è la sua zona Frattoni, sino in fondo, ennesimo canestro di questo campionato
negli ultimi secondi dell'azione Gianluca Frattoni è un fenomeno, ed eccolo qua a pressare e andare sino in fondo con la bimane Gianluca Frattoni, e poi l'esultanza con dedica al parterre cagliaritano. Eccolo qui lo sprazzo del talento del nativo di Santa Fe con la maglia numero 11, ed è più 4 Esperia. Biolchini che vuole rispondere al suo collega, va sotto da Cordedda, Cabras non sa cosa fare, decide di attaccare sino in fondo. Matteo Cabras risponde ripagando Frattoni con un potenziale gioco da 3 punti, segna, subisce il fallo e va in lunetta con il tiro libero supplementare. Matteo Cabras, 4 consecutivi di Frattoni, 4 consecutivi di Big Cab e anche giro in lunetta. ...60% al cronometro fermo quest'anno per il numero 13 che sbaglia però il libero aggiuntivo, e quindi sì, 4 pari di questo parziale. Frattoni contro Cabras, buca l'anticipo, segno, rilascia libero Pili che poi trova l'uomo libero che è proprio Poti, che attacca il recupero, ci mette la mano Alessandro Pisano che è uno specialista nelle palle rubate, le cosiddette deflection. Ancora Cordedda alla linea di penetrazione, se la prende e va a lucrare il fallo, gira in lunetta per il classe 93. Non ve ne andate all'intervallo perché avremo una chicca, un'intervista a 2 arbitri, fischietti sardi, ma a dire arbitri riduttivo, perché vi presenteremo un progetto che sta prendendo piede qui in Sardegna grazie al Comitato Italiano Arbitri. Avremo come nostri ospiti Alessandro Cocco e Gianluca Zeni, responsabili del team comunicazione digitale Comitato Italiani Arbitri Sardegna. E quindi anche un momento interessante per vedere tutto quello che si muove attorno al mondo della pallacanestro. 1 su 2 per Cordedda, 27 Esperia, 26 Sennori. Poti ribalta, chiedo scusa, Pili che ha ribaltato per Poti che va sino in fondo. Ma che canestro ha fatto Alessandro Poti, palla che si è letteralmente arrampicata, ci poteva stare anche il fallo. Nuovo vantaggio, un possesso pieno per la squadra allenata da coach Manca. Cordedda attacca, Andrea Cordedda straripante il numero 3 ancora una volta, il 7° punto della sua sfida. Poti e Cordedda sono i 6 uomini di lusso di queste 2 squadre. Taglio dinamico di Pili, fallo e 2 liberi. È raro vedere Poti e Cordedda entrare dalla panchina, subentrare in generale, loro che sono abituati al quintetto, allo starting 5. Questo denota la profondità delle 2 squadre, denota il fatto che la pallacanestro sta cambiando. Obradovic, ovviamente chi mi conosce sa che mi piace citare mostri sacri di questo sport, anche perché è più facile effettuare paragoni. Obradovic ha sempre gestito i suoi giocatori senza avere un quintetto fisso, ed è la verità, è questo che rimarca la pallacanestro moderna. Tutti sono importanti, non importa chi inizia il match, ma tutti sono essenziali per la buona riuscita ovviamente degli allenamenti, ma anche delle partite, di conseguenza delle vittorie. Esperia che sta facendo la voce grossa dal punto di vista difensivo. Ecco, come dicevamo in apertura di match, la chiave è proprio quella, i parziali difensivi dell'Esperia, limitare questi parziali difensivi. Squadra che prende coraggio dalla difesa, ed eccolo qua, nuovamente lo stesso canovaccio tattico, difesa forte e poi tripla di Poti, e ora sì che il massimo vantaggio lo eguaglia l'Esperia Cagliari, più 6, 34-28. Alessandro Pisano, palla in mano, è pronto a rientrare Nuocoye. Ancora Pisano, pick and roll con Cabras, l'uomo libero è Biolchini, fa saltare Cabriolo, palleggio, arresto, tiro, errore, tocca e controlla Manca, nuovamente per Frattoni, fase non facile per la classe che si sta un po' disunendo. Pili è libero, va sino in fondo, fallo, altro fallo subito da parte di Simone Pili. Permettetemi di aprire una parentesi su
Simone Pili, un giocatore che ha avuto un exploit clamoroso negli ultimi 2 anni e ora è essenziale per questa squadra. Lui cagliaritano doc, è stato inserito insieme a Luca Tocco, ma lui ancora di più è riuscito a guadagnarsi un posto in prima squadra ed è un'ala completa, un'ala duttile, un'ala che permette a coach Manca di mischiare le carte e di avere situazioni nuove nel suo organigramma tattico, e si è visto da queste ultime azioni. I falli subiti da Pili sono pressoché identici, ovvero tagli dinamici, e i giocatori più pesanti come Cordedda e Cabras non possono fare niente se non commettere fallo in quelle situazioni. Sbaglia il secondo, va al rimbalzo, premia l'Esperia che in un momento favorevole, più 7 palla in mano. Giordano attacca, che palla di Giordano, con tutto il pubblico che si mette le mani in testa per il gesto da mago del nativo di Rosario. Tola lascia di Perubalek, 2 liberi in arrivo. Perubalek, abbiamo visto un avvio scoppiettante, ritmi folli, ora invece il ritmo un po' più spezzettato, arbitraggio impeccabile sino a questo momento dei signori Massimo Zara e della signora Emilu Mura, sezione di Oristano e Cagliari. ,85% a cronometro fermo Giri Ubalek, non ha mai avuto problemi a mandare la palla in fondo al sacco come direbbero quelli del calcio, e fa 2 su 2. Non capita tutti i giorni di vedere un giocatore alto 2,10 m realizzare e tirare con questa precisione, ma che ve lo dica fa, Simone Pili è un giocatore clamoroso anche in termini di atletismo. Sono 5 punti per lui, 3 liberi e una schiacciata, la seconda schiacciata per l'Esperia, con Ubalek che allarga le braccia. Lì si sono persi il taglio i giocatori della classe. Ubalek qua si intestardisce e sbaglia, e quindi più 7 palle in mano per l'Esperia. E momenti da highlight ne abbiamo tanti, amici a casa. Le triple di Sanna e le schiacciate di Frattoni e Pili in questo avvio. Merella attacca, ha spazio, chiude il palleggio, alza la parabola, il tiro non prende neanche il ferro. Senori che si sta un po' disunendo, ed eccolo qua, coach Longano che chiama immediatamente time out. Cabriolu torna da Morgillo, nuovamente Poti, una serie di contatti, palleggio, arresto, tiro e bersaglio. Alessandro Poti, fate pure 14 punti per il numero 10 in uscita dalla panchina, e come preannunciato time out. Class Sennori, 5 minuti alla fine del secondo quarto, 39-30. Ci tengo a aprire un'altra parentesi legata a quel che concerne il contesto, ovviamente. Bella cornice di pubblico con, ricordiamo noi, il gemellaggio tra le due tifoserie in quel dissorso, con i tifosi dell'Esperia che sono accorsi in una trentina per tifare i loro beniamini, e poi a fine partita sono andati nel settore tifosi senoresi e hanno cantato insieme. Quest'oggi lo stesso, è bellissimo, il colpo d'occhio del Palapirastu, chiedo scusa. È bello vedere anche le loro bandiere, la bandiera del Senegal per i Batiam, conosciamo anche quello che lega il piccolo Tiam ai giocatori dell'Esperia, e la bandiera relativa al capitano Picciau, che è appena entrato in campo, con la gigantografia appunto di Ricky Pino, come lo chiamano i suoi amici. Maglia numero 14, entra ora in campo
confuso dal sottoscritto come capitano in più riprese, capitano ovviamente Daniele Locci, che vanta un'esperienza clamorosa, nonché anche allenatore dei più piccoli, è amatissimo dei più piccoli qui a Cagliari. Picciao attacca, scarica, Morgillo alimenta per Poti, assolutamente il go to guy di questa squadra, poi scarica direttamente nelle mani di Ubalek, che supera Giordano, ball handling, tripla in transizione. Cosa stava per fare Giri Ubalek, ragazzi? Ha assolutamente nascosto il pallone a Giordano, che è 40 cm, 30 cm più basso di lui, e quindi è davvero pazzesca la giocata di Ubalek, che poi ha sbagliato la tripla ma doveva prendersela. Tola lamenta il cosiddetto timbro del cartellino, perché Tola ogni volta che scende in campo deve timbrare il cartellino, ovvero subire sfondamento. In questo caso non sono stati dello stesso avviso gli arbitri. Abbiamo dovuto rivedere anche giustamente leggermente in movimento Federico Tola. Certo che non è semplice stare dietro a Marco Giordano. Minuti e 13, 39-30. Seniori ha provato a sparigliare le carte all'inizio, poi però l'Esperia è riuscita a carburare, e in questo momento è una battaglia di nervi, perché c'è bisogno di riaccendere quell'entusiasmo del primo quarto da parte della classe ovviamente, e c'è bisogno di continuità per i ragazzi dell'Esperia. Coach Manca vicino sui ragazzi, ora allarga le braccia e chiama la difesa a zona. 3-2 con Picciau, Giordano e Locci in prima linea, anche se Giordano si preoccupa di seguire a uomo Merella, anzi ora si posiziona a zona. L'ultimo tocco è di un giocatore in maglia biancorossa, si rimane da questa, e ora per Sennuri c'è un'ulteriore battaglia, quella dell'attacco contro la zona. Ubalek attacca, si svita, si prende il tiro ma lo sbaglia, il rimbalzo è per un attimo preda del numero 40, che si è fatto male, rimane a terra. Attenzione alle condizioni di Ubalek, che rimane dolorante a terra, brutta botta, non riesce a rialzarsi purtroppo. Un'immagine che non vorremmo mai raccontare, quella degli infortuni ovviamente ambo le parti. Si rialza con le sue gambe, correttissimo anche il pubblico del Pala Pirazzu. È una zona delicata perché, per chi non lo sapesse, Giri soffre di una patologia proprio in quella zona. Ora va a prendersi qualche secondo di riposo qualche secondo di riposo in panchina. Quella zona sì, proprio nel fondo schiena. Speriamo possa tornare in partita ovviamente, perché ne giova lo spettacolo. Primo quarto che è andato via in maniera assolutamente rapida, questo secondo quarto invece sta durando un po' di più. Giordano, difesa a zona da una parte, difesa a zona dall'altra, ragazzi, quindi battaglia tra difese a zona. La punisce subito il capitano Daniele Locci, più 12 Esperia, e ora la classe in difficoltà, deve reagire. Nuocoye per Merella, si dimentica la sfera, la ritrova. Attenzione al capitano, può inventare, trova il numero 11 che fa spallate ancora. Nuocoye sino in fondo, è la sua zona, il pitturato, quinto punto per lui, e torna sotto la doppia cifra di svantaggio. Morgillo rischia una palla persa, torna da Giordano. 6 assist di media smazzati da quando è tornato in campo, si alza per una tripla, solo rete, eccolo qua, verrebbe da dire bentornato a Marco Giordano. Il giocatore nativo di Rosario sa come si manda la palla
a bersaglio e come si fa canestro, ci prova nuovamente, ci riesce nuovamente Marco Giordano, 6 consecutivi più 16 Esperia e ragazzi, che dire, chapeau al numero 9. Merella pronta a tornare Sanna, forse è tenuto un po' troppo in panchina in questo momento. Cordedda, palleggio vivo, si torna dalle sagge mani di Federico Tola, ancora Tola, attacca, disarmante il suo equilibrio e poi Cordedda recupera palla Morgiglio, la palla in qualche modo torna ma Cordedda non si è accorto perché stava provando a comunicare con l'arbitro e quindi Picciau. Giordano, eccolo Giordano, step back da 3 punti, per poco non manda a bersaglio anche questo che è assolutamente il suo tiro, col pubblico che ogni volta che Giordano si alza da 3 è già pronto per risultare, è come biasimarli ovviamente. Non so se l'avete colto dal rumore di sottofondo, immagino di sì, il virgolettato Vai Pino di un tifoso dell'Esperia, come vi dicevo in precedenza, ovvero il soprannome del giocatore con la maglia numero 14 dell'Esperia. Certo che sono bellissime le storie di Giordano e Frattoni, 2 giocatori argentini con la canotta albiceleste nel sangue che si sono trovati proprio qui a Cagliari, uno ricordiamolo nativo di Rosario, l'altro nativo di Santa Fe, e mi permetto di salutare il mio caro amico nativo di Santa Fe, ovvero Francisco Avila, che ha conosciuto la Sardegna qualche anno fa, lui che gioca e allena ad Arzachena. 58.3 per Nuocoie quest'anno dalla linea della carità, sbaglia il primo e manda a bersaglio il secondo. 4-8-3-3, time out in campo e noi ci prendiamo davvero una piccolissima pausa. Come ristoratore metti sempre il cliente al primo posto e noi sappiamo quanto è gratificante quando va via soddisfatto, ma sappiamo anche tutto l'impegno che comporta. Lo sappiamo perché per noi è lo stesso, perché noi siamo come te e da Bon Cash trovi tutto quello che serve e noi ti accompagniamo nella scelta più importante, il meglio per il tuo cliente. Bon Cash, per te che ti prendi cura del cliente, Non so più noi cosa ci dirvi. prendiamo cura di te. Questo è un fenomeno, Bon non lo Cash, so. professione ristoratore. Vieni a scegliere la qualità nei nostri punti vendita a Olbia e a Senori. ...102 sono i secondi che separano le squadre dall'intervallo lungo e ripetiamolo ancora una volta, noi non ce ne andiamo. A noi ci piace così, il bello della diretta, ci piace intercettare i nostri amici. Vai Pino per Ricky Pino, giusto? Certo, ci mancherebbe altro, un grande... Ma sono in auto con... Certo, vai tranquillo. Vai Ricky! Grazie ai nostri amici cagliaritani, è proprio quello che volevamo, un po' di sano tifo in presa diretta. Eccolo Luci per Giordano, tripla, piedi a posto, questa volta sul primo ferro, sembra quasi che più è difficile più la manda a bersaglio Marco Giordano. Ultimo minuto in arrivo. Sapete bene che ci piace anche dare lustro a questi momenti di sport. Vi ho voluto far sentire la voce di chi segue, canta, tifa ogni weekend qui al Pala Pilastro, in realtà ogni 2 weekend, perché una settimana sì, una settimana no. Ubalek riceve. Che bello rivederlo in campo, per fortuna non è così grave il problema. Eccolo Ubalek, trova Nuocoie, passaggio telefonato ed è proprio il 14 a servire Loci con un look. Sino al capolinea, grande palla di Picciau
E ora sì che il divario è largo, più 17, ma la sfida è chilometrica. Sanna, palleggio vivo, lascia lì Picciau, chiude il palleggio, trova Pisano, tripla frontale immediata, palla che si stampa sul primo ferro. Ubalek vince questa battaglia, contiamo, si svita Ubalek, tiro complicato, e Cordeda strappa la palla a Picciau e poi Thiam lo inchioda, ma Cordeda è più bravo di lui, recupera coraggio, sfera e ne mette 2. Meno 15 e ultima azione affidata alle mani di Giordano. Ci immaginiamo un po' tutti quale sarà la scelta finale. Presumibilmente tripla dal palleggio, 5 secondi, 4, 3, 2 secondi. Giordano fino in fondo Senneri aveva un fallo da spendere, lo spende in maniera egregia. Non ve ne andate se volete gustarvi un'intervista speciale, prima c'è time out in campo. È il momento di sciorinare qualche piccola statistica con l'Esperia che ha toccato massimo vantaggio, un più 17 notevole davvero, 18 rimbalzi a 15, 6 assist a 7. Diciamo che sono equilibrate le statistiche da quel punto di vista. È quello che dicevo in apertura, i parziali difensivi. Il parziale dell'Esperia in questo quarto è 27 a 14, è un parziale che è maturato principalmente dalla difesa. Da 39 a 30 a 48 a 32. E quindi Esperia, nel mentre che io e Papura cercavamo di interpretare la grafica di Fipstats molto eloquente, e quindi nulla di fatto, si riprende con l'ultimo tiro affidato a Picciau, si svita, si prende una tripla molto difficile, la manda fuori bersaglio, finisce il primo tempo, Esperia 50, Senneri 35. Salutiamo anche i nostri amici in chat prima di addentrarci nell'intervista tanto promessa, salutando tutti gli amici, in particolare un saluto a Massimo da Sassari, in questo caso è il mio presidente della squadra dove gioca in Wisp, quindi doppia rilevanza. Rimanete collegati, ora mandiamo un piccolo spot di 1 minuto e poi ci vedremo a bordo campo, anzi al centro del campo, per l'intervista promessa. Rongiu Catering. Qualità per la ristorazione. 2 centri di distribuzione al servizio del cliente a Olbia e a Sennori. La difficoltà di una persona che vuole vendere casa oggi è cercare di fare una comparazione nella giungla degli agenti immobiliari. L'agente immobiliare professionale, bravo, oggi non fa valutazioni del tuo immobile, ma fa analisi di mercato. Un'analisi di mercato ti dà struttura di pensiero, capire esattamente a quanto gli altri stanno vendendo i loro immobili per caratteristiche molto simili, e quindi è più una guida, più che una persona che ti impone un prezzo di vendita. La capacità negoziale, signori, è il 70% del valore del tuo agente immobiliare. Se io dovessi assumere un agente immobiliare e mi dovesse dire e dimostrare e far vedere dei numeri tangibili dove
gli immobili da 100.000 euro li vende a 90-85.000 euro, sicuramente quello non è il mio agente immobiliare, dovrebbe lavorare con gli acquirenti. Se invece un bravo agente immobiliare è bravo davvero, sicuramente avrà, ovviamente per forza di cose, qualche trattativa a ribasso, ma vedrete che ti darà ampia dimostrazione che ha venduto cara la pelle dell'orso e quindi sicuramente il cacciatore giusto per il giusto acquirente per il tuo immobile. No, meno male. Perfetto, dovremmo essere live, siamo live, amici, come promesso nell'intervallo di questa magnifica sfida, una piccola battuta, ma che bel derby è. Bellissimo, molto acceso questo derby. Cosa dici Giallo? Spettacolare, come tutti i derby. Assolutamente, però facciamo ordine. Io ho il piacere di introdurre in questa diretta Gianluca Azzeni e Alessandro Cocco, responsabili di un progetto bellissimo. Io non voglio addentrarmi, voglio lasciare la parola a loro. Iniziamo da te, Ale. Grazie mille Fabrizio. Allora, il nostro progetto nasce a fine 2025 con lo scopo appunto di avvicinare più persone possibile al nostro bellissimo mondo che è quello dell'arbitraggio. Abbiamo creato delle pagine social che si chiamano CIA Sardegna, che si occupano appunto di, prima di tutto, mostrare i contenuti standard legati al nostro mondo, quindi designazioni, esordi e comunque convocazioni nazionali. E poi abbiamo ideato un progetto particolare che lascerei la parola al mio collega che può esprimere. Sì, questo progetto è TRC, The Right Call, l'acronimo è ufficiale, è questo il pallone. E praticamente vogliamo raccontare il basket dal nostro punto di vista, quindi dal punto di vista nostro degli arbitri, ma anche dei colleghi che stanno al tavolo, gli ufficiali di campo. E oggi siamo qua proprio per questo, insomma, il derby è quale migliore occasione per raccontare anche come lo viviamo noi, dalla preparazione della gara all'arrivo al campo, il colloquio pre-gara, ma anche i momenti più topici in partita, insomma i timeout, i cambi, la gestione degli allenatori e dei ragazzi. Oltre a questo, Fabio, ci siamo visti anche questo fine settimana, sia te eri coinvolto direttamente con le live, Ale era coinvolto direttamente dal punto di vista formativo, così come Massi ed Emmi che stanno arbitrando oggi il derby. Assieme a loro c'era anche Antonio che ci sta seguendo da Sassari, ma anche Maurizio Bigi che è il capo dei formatori del settore giovanile degli arbitri, per raccontare con un episodio speciale di TRC Nu4 Basket, il torneo che ha avuto l'onore e l'onere di raccontare dal punto di vista sportivo delle immagini. Stiamo montando un po' di clip, speriamo a breve. Ora non facciamo troppe previsioni per non creare aspettative, ma sulla pagina social CIA Sardegna, su Instagram, anche su Facebook c'è il trailer di tutta questa serie. Assolutamente, io vi invito, amici a casa, andate già adesso perché sono belli comodi sul divano, quindi non costa niente, aprite il telefono, scrivete CIA Sardegna e iniziate a seguire questa pagina perché ne vedremo delle belle. Però ragazzi, venite vicino a me, venite, una piccola considerazione. Noi l'abbiamo vissuto in prima persona, voi ancora di più, ma quanto è bello vivere la famiglia del basket anche all'interno di chi lavora, arbitri, ufficiali di campo, formatori. Sono stati 3 giorni a Nuoro fantastici, però l'obiettivo è quello di portare questi 3 giorni sempre, in tutto il campionato. Quanto sarebbe bello? Sarebbe bellissimo, è proprio l'obiettivo del nostro progetto, quello di umanizzare e rendere più vicina a tutti la figura dell'arbitro, che molte volte è una figura di nicchia che viene vista solo quei 40 minuti durante la partita, ma che in realtà ha tutto un mondo dietro di sacrificio, passione e voglia di fare, come giocatori e tutto lo staff tecnico che segue le squadre. Assolutamente. Giallo, vuoi aggiungere qualcosa a riguardo? No, direi che ha già detto tutto Ale, vi invitiamo a seguirci, solo questo. Io aggiungo una cosa, perché diciamo che anche ingigantendolo a tutti gli sport abbiamo ancora qualche secondo. Negli sport quelli più popolari, no?
l'arbitro viene visto quasi come una figura negativa delle volte. Quello che noi vogliamo dire in questo momento è aiutarci soprattutto, umanizzare e venirci tutti incontro, perché come sbaglia il giocatore sbaglia anche l'arbitro, può sbagliare anche chi sta al tavolo. Banalmente quando vediamo Fipstats che si blocca ci sono problemi più grandi anche dell'essere umano, no? E quindi è cercare di venirci tutti incontro. Quindi un invito a chi sta a casa: seguite la pagina, ma soprattutto entriamo in un'ottica diversa, quella del basket inteso come giocatori, staff tecnico, società e anche arbitri, ufficiali di campo e tutti gli altri. Quindi ragazzi, grazie di cuore per quello che fate. Grazie a te Fabi per questo momento e buon proseguimento di derby, insomma. Grazie mille, anche a voi, grazie Ale. Grazie a tutti ragazzi, andate a vedere il trailer, ciao a tutti. Bravissimo, ottima pubblicità, diamoci un 5 ragazzi, solo con la sinistra, non posso fare altro. Va bene uguale. Grazie ragazzi, e noi mandiamo una piccola pausa, linea alla regia di 1 minuto e poi torniamo con il derby che si preannuncia scoppiettante. Loro due, non me, ma non ti vengo. Ecco chi pacca gli allenamenti. Scusami caro. Arrivo. Ho paura di farmi male. Torniamo live amici di Twitch, amici appassionati di pallacanestro. Abbiamo avuto il piacere di intervistare Gianluca Azzeni e Alessandro Cocco nell'intervallo. Per chi è rimasto collegato sul nostro canale derby che è ripreso, Luca Sanna, palleggio, arresto, tripla, primo ferro. Thiam che trova subito Frattoni, vedremo quale sarà l'atteggiamento della classe seniori in questo
secondo tempo, sotto di 15 punti, è partita meglio la squadra di Longano alla lunga, però è venuta fuori la squadra di coach Federico Manca. Tiam, scarico in salto, Morgillo, extra pass, Loci non attacca il recupero, decide di mettersi spalle a canestro, ultimo secondo dei 24, Capitan Loci. È certo che quando entrano questi canestri vuol dire che è tutto giusto, e quindi l'idea del basket che si stanno schierando dalla parte dei cagliaritani, che stanno giocando assolutamente meglio. Dal 12° minuto in poi Ubalek prende il tiro e lo sbaglia. Ora Giordano prova ad azionare il proprio motore, ancora Giordano, palla in mano e tripla dall'angolo, 5 consecutivi di Loci, che inizia nel migliore dei modi questa partita, e a noi ci piace prendere considerazioni live. L'abbiamo fatto con un tifoso dell'Esperia e lo facciamo con il nostro volto rappresentativo Antonio. Anto, che bello essere a Cagliari e tifare però. Sempre noi seguiamo la squadra in trasferta, che sia a Cagliari, Roma, ovunque. Speriamo in un bel risultato, ma noi non molliamo mai, sia in campo che sugli spalti. Dai, tutti assieme, Sennori, facciamoci sentire anche da casa, forza, dai! Parole eloquenti con il tifoso dell'Esperia e il tifoso sennorese, quindi mentre è arrivato, probabilmente mi sono perso un canestro, con Papura che me lo suggerisce, è arrivato un canestro insensato, mi dicono. Chi l'ha mandato a bersaglio? Frattoni, e lo vediamo qua col replay che arriva subito in grafica. Mamma mia, quest'oggi gli argentini si stanno sbizzarrendo con le giocate. Eccolo il replay, amici a casa, lo commentiamo live con Frattoni che ha avuto una prateria, l'ha presa tutta, ecco, ha chiuso il palleggio ed è salito e ha spennellato con la mancina, e ora sì che il divario è sopra i 20 punti. 5-6-3-5, ancora Frattoni, palla in mano, Tola prova ad aggredirlo, fallo di Federico Tola. Giordano per Tiam, torna fuori dal nativo di Rosario che può azionare il proprio motore col pick and roll, chiude il palleggio, fa nell'angolo da Frattoni che è libero per la tripla, primo ferro, costruita benissimo dall'Esperia, e quindi Ubalek a uscire da una zona intricata, ancora Ubalek in mezzo alle gambe, Giri non sa cosa fare, torna da Cabras, gioco rotto, ultimi 10 dell'azione, Tola scorribanda, lascia lì per Matteo Cabras, il tiro è complicato ed è sbagliato, Sennori che non ha ancora realizzato in questo terzo quarto, momento di chiara, evidente difficoltà. Frattoni, Loci, eccolo Tiam nuovamente in una posizione non congeniale, infatti il passaggio è telefonato ma arriva nella zona di Frattoni, ultimi 6 secondi, Frattoni attacca, si arresta, fallo di Cabras, Sennori molto fallosa in questo avvio, e giro e lunetta per Gianluca Frattoni. Su 2 per Frattoni che lascia lì un punto, e comunque sono più 22 le discrepanze tra le squadre a favore della squadra in maglia bianco-rossa. Biolchini ha spazio per alzarsi da 3 punti, secondo ferro, Sennori che non segna più, e quindi Frattoni è già dall'altra, Frattoni chiude il palleggio, ma che giocatore è Gianluca Frattoni, e credetemi, io che sono al campo, alziamo gli occhi e vediamo tutto il pubblico cagliaritano scuotere le braccia in senso positivo. Ubalek, e ora le scuoto io per questo giocatore che sblocca le marcature dei suoi. Certo che in questa partita c'è solo da alzarsi in piedi e applaudire tutti i campioni in campo, tutti e 24 i giocatori. Continua la battaglia tra Tola e Frattoni, dicevo. Tutto il pubblico cagliaritano quando segna Frattoni e quando segna Giordano muovono la mano, come dire, ma questo è veramente godimento puro, ed è quello che si percepisce al Palapirastro, è quello che si percepisce sempre quando giocano i giocatori della Class e dell'Esperia. Non potevamo che chiedere di meglio da due compagini
isolane e sarde. Morgillo chiude il palleggio, sbaglia, Ubalek tocca e poi controlla Tola. Ecco la Sennuri che si può scatenare in transizione offensiva, che diventa primo contropiede chiuso da Marella, sbaglia e poi Ubalek. Portano tutti la firma di Giri Ubalek, i primi punti del terzo quarto, 59-39. Sennuri che prova a usare il fisico in difesa e scatenarsi in contropiede, è quello che serve a questa squadra. Ubalek prova a anticipare, fallo. E ne approfitto per salutare chi è rimasto a casa, chi non è potuto venire a Cagliari. Parlo ovviamente dei tifosi sennoresi, salutando un fedelissimo, già salutato l'ultima volta, ovvero un caro amico Gianmario Calvia, ma anche un fedelissimo della società come Pietro Cau e tutti i tifosi che si sono riuniti al bar da Federico Bianchi e al bar Regnante per seguire questa sfida. Quindi un grande saluto a tutti i nostri tifosi rimasti a Sennuri che ci possono seguire grazie al nostro servizio Twitch. Palla per Sesperia. E come non salutare il nostro capo ultra che non è presente ma ci segue. Biolchini riceve, tripla, frontale, anzi laterale, frontale nel senso che mette i piedi a posto fronte a canestro, ma sbaglia anche questa. Sta litigando con il ferro Yuri Biolchini. Giordano è costretto a salvare il pallone, lo fa. Loci chiude il perno con il fisico. Loci, 2 sicuri, terza in arrivo. Il capitano sta facendo la voce grossa, dovrebbe trattarsi del 10° punto di Daniele Loci. Andiamo subito, ed è il 13° punto di Daniele Loci. Andiamo a guardare se in stagione ha fatto meglio. 13 punti in 17 minuti, 3 punti di media quest'anno, credo che sia il suo season high, e infatti solo 11 punti per lui, una volta in doppia cifra contro Aquilano, se non sbaglio, anzi no, Antoniana, ed ecco qua, ha scelto la partita perfetta per fissare il season high, 13 punti proprio nel derby, più 12 Esperia ed è anche massimo vantaggio, più 22 Esperia ed è anche il massimo vantaggio nel match quando mancano 5 minuti alla fine del terzo quarto. Cordedda riceve e poi Cabras, giocata benissimo dalla class, 6° punto per Matteo Cabras, con coach Manca che invitava i suoi al fallo anziché raddoppiare, o perlomeno una volta arrivato il raddoppio fare fallo. Ed eccolo qua, Federico Tola che timbra il cartellino, subisce fallo di sfondamento, secondo fallo personale per Lucci. Time out in campo ed eccoli qui i tifosi della class, ormai volti noti. Io analizzerei quello che è stato il secondo quarto di Alessandro Potì. Solo nel secondo quarto, perlomeno da quando è entrato in campo Potì, è cambiato il volto dell'Esperia. Azzeccatissima questa scelta di coach Federico Manca, con 7 punti nel secondo quarto in 5 minuti e nel primo quarto, quindi a cavallo tra primo e secondo. 7 più 7 fanno 14 per Alessandro Potì, giocatore nato il 16 aprile del 91, quindi tra qualche giorno compirà 35 anni, non più un ragazzino. Lui che ha giocato anche in A2. Ripreso il gioco con Nuocoie palla in mano. Lascia l'incombenza a Cordedda che poi gli restituisce il favore. Nuocoie, taglio di Cabras, bravissimi, bravissimi ragazzi di coach Longano che rubano 2 punti e poi si piazzano a zona. Uscita perfetta, direi magistrale dal time out. L'Esperia sapeva che Sennuri
sarebbe andata lì, Senori l'ha fatto e ha segnato lo stesso, e questa anche la forza dell'attacco contro un'ottima difesa. Frattoni si dimentica il pallone, niente palla persa, gioco rotto, 3 secondi, Giordano da casa sua tripla, primo ferro, rimbalzo di Cabras, non poteva entrare anche questa. Merella dietro la schiena, terzo fallo di Lucci che si accomoda in panchina per lasciare spazio a Pili. Nuoco gli palla in mano, sempre lui a prendersi cura dei consegnati della squadra. Palla sotto a Cabras, ancora Matteo Cabras, chiude il perno, sbaglia, poi l'ultimo tocco è di Cordedda e palla che torna alla compagine del Sud Sardegna. Eccolo Pili, sotto da Morgillo, trova nuovamente il 71 che non aziona il suo motore perché vuole affidarsi alle sagge mani di Frattoni. Poti, ancora l'ex Pavia, mette palla a terra, scarica sotto per un giocatore dell'Espedia, in qualche modo la palla arriva a Morgillo, fuori tempo massimo la schiacciata. Poti, giocatore lombardo, ha giocato anche con la maglia della Leonessa Brescia nel 2010-2011, molto giovane, nelle giovanili, e poi una carriera tra Pescara, Salerno, Ancona, Pozzuoli e Pavia prima di approdare all'Espedia Cagliari, giocatore che vanta un'esperienza e un curriculum molto importanti in B1 e anche in B interregionale. Ovviamente Cabras, sono 12 punti per il duo Ubalek e Cabras in questo quarto. Senori che rimane lì a contatto, meno 16, non è finita questa partita, tutt'altro. Poti, scarico per Cabriolu, occhio alla difesa senonese e occhio all'Espedia che si sta un po' disunendo da questo lato, e Cabriolu ci pensa lui con la tripla ma la sbaglia. Il tap out premia ancora l'Espedia, Cordetta che prova ad arringare i suoi compagni che non hanno la stessa fame agonistica del numero 3 su questo rimbalzo. Poti, Pili, troppo spazio per il 71 che però grazie alla classe con un errore, e quindi Merella mette la quarta, mette la quinta, vuole andare fino in fondo. Merella, c'è un fallo e giro in lunetta per il capitano. Biolchini, Cordeda, Nuoco, Merella, Cabras contro Poti, Frattoni, Pili, Fabriolo e Morgillo in questo momento. Oltre alla maglia di Brescia della Leonessa, cito anche la maglia della Fortitudo Bologna vestita da Alessandro Poti, nativo di Galatina, provincia di Lecce, quindi giocatore pugliese che conosce questi palcoscenici come li conosce Obinna Nuoco, è nativo di Anzio, ricordiamolo, lui che ha vestito la maglia dell'Angelico Biella in A2 lo scorso anno a Termoli, soprannominato l'ottavo re di Roma da un giocatore influencer, direi, perché tutti lo conoscono come influencer, ma è ancora prima un giocatore, ovvero il Mamba Rosso. Lui fautore, anzi direi iniziatore di questo soprannome, per meglio dire lui che l'ha coniato e lo sta portando avanti. Qui in Sardegna ha usato forse troppo poco per il numero 11 che lo scorso anno a Termoli ha avuto la sua miglior stagione dal punto di vista statistico, quest'anno bloccato dagli infortuni, da un infortunio alla caviglia importante, ma sta rientrando pian piano a disposizione. Merella in transizione, tripla del capitano, eccola qui la specialità della casa, Enrico Merella che poi chiede grazia divina dopo aver sbagliato triple quest'oggi, 3 per l'esattezza, 1 su 4, 61 a 48, 2-24, la bellezza della pallacanestro, la bellezza del derby, tutto ancora da scrivere per l'Espedia e tutto ancora aperto per la classe. 6-1-4-8, time out in campo, che
bello, sport la pallacanestro. Andiamo a dare un'occhiata alla situazione falli, perché stiamo per entrare nell'ultimo quarto. Situazione falli che può essere importante. Sennori che Espedia che ha 3 falli di Loci, è situazione per niente preoccupante per gli altri. Sennori invece in maniera un po' più intricata, 3 di Biolchini, 2 a testa di Tola, Cabras, Cordedda. Sanna che non ha problemi di falli ed è in panchina. Sanna ha tenuto tanto in panchina quest'oggi. Difesa allungata, eccolo Frattoni con Giordano che si riposa e palla persa Espedia. Difesa allungata che porta i suoi frutti. In piedi anche coach Contini e coach Lello Porco, gli assistenti della classe. In panchina anche Alessandro Nieddu, preparatore fisico, e Omar Caretta, psicologo dello sport, oltre al dirigente accompagnatore storico Francesco Antico. Biolchini, penetrazione sino in fondo, Biolchini di caparbietà, di voglia, 2 liberi letteralmente rubati in senso positivo sportivo, e gira in lunetta per Yuri Biolchini che quest'anno non sta tirando tanti liberi. Vediamo un dato esatto per quanto riguarda il nativo di Macomer, che quest'anno ha tirato in totale, ha realizzato 14 liberi su 19, chiedo scusa, 14 su 19, non male per Biolchini, che comunque continua a far viaggiare il suo tabellino personale. Infatti Sennori sale sul 61-50, 50° punto dei Tauri. Morgillo sbatte contro Nuocoie ed eccolo qua l'ardore difensivo di questa squadra. Parziale difensivo da una parte, parziale difensivo dall'altra, e ora Sennori che sta provando a riaprire il match con la difesa, marchio di fabbrica di coach Longano da sempre. Biolchini porta palla, non semplice la partita per lui, che non sta riuscendo a trovare le sue conclusioni predilette, ma sta cercando di accendersi con la difesa. Cordedda non va da Nuocoie, ancora Cordedda chiude il perno, poi c'è un tocco, Cordedda deve riattaccare, lo fa sino in fondo, alza la parabola, palla che rimbalza sul ferro per ben 3 volte, non entra, e poi Cabras è costretto a commettere fallo con Cabriolu che lascia partire un missile. Direi che Cabriolu ha abituato i tifosi a canestri speciali, l'hanno visto praticamente tutta Italia, l'ha visto quest'anno, ricordiamolo, una delle prime giornate l'azione stava andando verso l'ultimo secondo del 24 e il giocatore che vedete ora inquadrato in lunetta ha lasciato partire un classico degli Ave Maria e la palla è entrata. Quindi vi invito ad andare a cercare le immagini del nostro amico cagliaritano qui a fianco a me, anzi non gli ho neanche chiesto come si chiama, Alessandro, il nostro amico Alessandro che si occupa delle immagini, e quindi cercatelo pure il canestro bellissimo, che è un po' un canestro casuale ma rimane ovviamente, ed è proprio Cabriolu in lunetta, giocatore con la maglia numero 5, 6-1-5-0. Poi andremo a guardare anche il parziale che sta maturando Sennori, è già apparso in grafica, mi comunicano, e quindi occhio anche a queste chiavi statistiche. Dentro col secondo Gigi Cabriolu, 6-2-5-0, 12 punti tra le squadre, che significa anche 3 possessi pieni, 4 ovviamente, 4 per 3, 12, 4 triple separano le squadre. Berella ci riprova ma sbaglia, ancora Cabriolu da portar palla, difesa a zona per la classe che concede la tripla per Potti, non va, si combatte, tocca Cabras, è suo l'ultimo tocco.
questo secondo tempo l'Esperia attacca sotto il lato dei tifosi di Sennori e Sennori attacca sotto il lato dei tifosi Esperia, meno rumorosi i tifosi cagliaritani rispetto a quelli sennoresi. Cabriolo tripla, non prende neanche il ferro, una rarità in questo caso, e quindi Biolchini già dall'altra. Ultimi 50 secondi di terzo quarto, Biolchini sino in fondo, va a fare a spallate, guadagna un altro fischio. Poi si fa anche male. Si fa sentire anche il pubblico cagliaritano, anche un po' stuzzicato dai tifosi sennoresi, perché è bello competere anche a suon di decibel, a suon di tamburi, sempre nel rispetto delle regole, sempre nella lealtà di questo sport che insegna da secoli davvero rispetto e passione. Biolchini in lunetta, non trema la sua mano sul secondo libero, fa 1 su 2, 6-2, 5-1, cruciali questi ultimi 40 secondi per Sennori, per tenere questo ritmo, per l'Esperia, per provare a rimbalzare i tentativi dei giocatori in maglia verde. Ancora Giordano, attenzione al numero 9, fuori per Pili, extra pass giocata benissimo, benissimo dall'Esperia, infatti la palla entra, è come se entra, il cuoio lo sa, quando gira così cambia il panorama. Esperia che ritrova la tripla dopo un'eternità, più 14, Merella, palleggio vivo, Biolchini ha spazio per prendersi la tripla, Biolchini, secondo ferro, Pili combatte e poi Giordano nuovamente, 3 secondi, 2 secondi, Merella ci mette la mano e Cabrioli, lo specialista di queste situazioni, non va, come nella situazione che avevo raccontato poc'anzi, finisce anche il terzo quarto. Esperia 65, Sennori 51, piccola pausa e poi rush finale. Minuti separano le squadre dall'esito finale, 10 minuti separano l'Esperia dal 24esimo punto in stagione, oppure 10 minuti che separano Sennori dalla 7ª vittoria in campionato. Come scoprire l'esito? Semplicemente rimanendo collegati allo schermo. Ed è un quarto che pesa tantissimo, forse più per l'Esperia, ricordiamolo ancora una volta, situazione clamorosa per quanto riguarda la 7ª, 8ª e 9ª piazza, perché in questo momento l'Esperia è 7ª a 22 punti, però insieme a lei ci sono Benevento a quota 22, infatti chiedo a Papura se possiamo al volo controllare senza metterli in grafica i punteggi delle altre partite che ricordiamo, sfida infrasettimanale che si gioca un po' oggi un po' domani. E se Benevento, che dovrebbe essere già terminata la sfida di Benevento, intanto inizia il quarto quarto qui al Parapirastru con Tiam che realizza 2 punti. Benevento ha perso, ecco qua abbiamo un finale e San Paolo Stiense ha perso, quindi risultati che in teoria premiano sia Sennori che l'Esperia, e quindi l'Esperia in caso di vittoria riuscirebbe a scavalcare Benevento
Cordeda mentre si alza da 3, palla che si stampa sul primo ferro, Cabras lotta e controlla, quindi Sanna. Seguiamo questa azione prima di concludere il discorso precedente. Cabras mette palla a terra, chiude il palleggio per Pisano, non se lo prende il tiro, ne vuole costruire uno migliore per Sanna che deve prendersi la conclusione allo scala dei 24, non va. E quindi Poti, dicevo, ha perso Benevento, ha vinto Angri, quindi l'Esperia può superare Benevento e consolidare la posizione playoff. Ha perso San Paolo Ostiense, rimane ferma a quota 14, sconfitta da Avellino, ma una sicuramente in caso di sconfitta di Sennuri. Giordano da casa sua, secondo ferro, cosa stava per fare il nativo di Rosario? E quindi una tra Antoniana e Cagliazzo, perché si stanno affrontando in questo momento. Antoniana sta vincendo di 9 punti, in caso di sconfitta Sennorese raggiunge i ragazzi di coach Longano, quindi si rimischia tutto davvero, ma non c'è tempo neanche di fare calcoli, che domenica si torna in campo, perché alle 3 si giocherà in casa al centro polivalente di Via dei Sia a Sorso contro Benevento, che deve riscattare la sconfitta con Angri. Quindi davvero ragazzi, se ne vedranno delle belle. Nuocoie attacca, Nuocoie fallo, 2 liberi. Le altre sfide sono in programma domani: Stelle BK Carver, derby laziale, e Marigliano contro Viterbo. Marigliano che in caso di vittoria e quindi di sconfitta di Sennuri, che ovviamente non è ancora ufficiale, e Ostiense che ufficiale ha perso, riuscirebbe a staccare di 2 punti San Paolo Ostiense e di 4 punti Sennuri, e non dico mettere un'ipoteca per la salvezza, ma quasi. Ma sappiamo che battere Viterbo quest'anno è un'impresa pressoché ardua. Fa 2 su 2, forse 1 su 2, chiedo scusa, 1 su 2. Obina Nuocoie 6-7-5-2, 6-7 per chi attacca, 5-2 per chi difende, difesa a zona, sempre per Sennuri. Ha portato tanto bene e ha pagato i giusti dividendi. Sbaglia Tiam, controlla Cordedda in collaborazione con Nuocoie, che poi serve Alessandro Pisano. Eccolo Pisano, va sotto da Cabras, chiude il palleggio Cabras, non sa bene cosa fare, si trova in una posizione in precario equilibrio, e poi l'Esperia che riconquista il rimbalzo, non certo i 2 minuti che sperava coach Longano. E ora è tosta per Sennuri, ma è chilometrica questa sfida. Cabriolù, Giordano, che al range di tiro del numero 9, nuovamente Poti, il giocatore pugliese, poi trova Pili, taglio, deviazione, Cabriolù salva, cerca qualcosa di impossibile, e qua mi rivolgo ad Alessandro, il nostro collega cagliaritano. Ce l'ha proprio nel DNA questo giocatore, è incredibile, vuole sempre il canestro spettacolare, ed è bello vedere anche questa spensieratezza nei giocatori. 6-7-5-2, invariato il parziale. Sanna che dopo le 2 triple iniziali non ha più mandato a bersaglio nessun canestro. Vediamo se mi zittisce, lo fa immediatamente. È tutto scritto, amici a casa, è un copione già scritto. Sanna, terza tripla, nono punto, meno 12 Sennuri. Sembra quasi che se ci riprovo altre 100 volte non succede. Giordano palla in mano, vedremo se si sbloccherà anche lui. Tripla di Giordano, frontale, sente l'odore del sangue, spara da 3, realizza, e Cordedda che si complimenta. E questo è un déjà vu ragazzi, e questo è un déjà vu, perché tripla con fallo, con Cordedda protagonista in negativo, mi ricorda tanto Stefano Trucchetti nella finale dell'anno scorso. Vi invito a guardare il nostro reel, perché in quel caso Trucchetti si alza da 3, Papura se lo ricorderà benissimo perché l'ha montato lui quel video. Fallo di Cordedda su Trucchetti, 3+1,
segnato il libero da Trocchetti, segnato il libero anche da Giordano, ma la cosa che voglio rimarcare è Andrea Cordedda, ma quanto è sportivo il numero 3, è andato a complimentarsi quel giorno con Trucchetti e in questo caso anche con Giordano, e il fallo l'ha commesso proprio lui, quindi bravo Giordano, anzi fenomenale Giordano, però la sportività di Cordedda è assolutamente da evidenziare. Sanna combatte e recupera, ancora Sanna sino in fondo, grande movimento di Luca Sanna che vuole competere ad alti livelli con Giordano, ne mette altri due, 7-1, 5-7, ancora viva questa sfida, e ancora vivo il derby. Frattoni, Giordano torna da Frattoni, non ha fretta l'Esperia, ha fretta di colpire da 3. Marco Giordano ne mette un'altra, fate pure 5, tripla bersaglio, 18° punto per il nativo di Rosario. Cabras non ci sta, ne mette 2 e coach Manca arrabbiatissimo con i suoi. 15 punti tra le squadre e signori, siamo davanti a un fenomeno che porta il nome di Marco e il cognome di Giordano, e tanto per cambiare ne mette un'altra Potì, tripla del più 18. Time out coach Longano, ora è davvero difficile per la classe Sennori. Citiamo via anche i tabellini per gli amanti delle grandi statistiche, ma sappiamo tutti che quello che vi interessa sono i tabellini personali, è inutile stare a sciorinare statistiche globali, perché quello che interessa a primo acchito ovviamente sono le statistiche individuali. In questo momento il miglior realizzatore del match è Marco Giordano con... Anzi, chiedo scusa perché una tripla è stata considerata da 2 punti, quindi sono 15 punti di Giordano, 17 di Potì che con la tripla, quindi sì, Giordano ha superato Potì e poi Potì l'ha di nuovo superato con la tripla precedente, 17 Potì, 15 Giordano, e per Sennori gli unici 2 giocatori in doppia cifra sono i lunghi Ubalek e Cabras, e poi sono 9 per Sanna, 8 per Nuocoie, comunque molto ben distribuiti. Ricordiamoci ancora una volta che manca un giocatore fondamentale per questa squadra, ovvero Stefano Pugioni, oltre all'assenza di Nicola Pisano che ha il legamento lesionato del 5% e ha ormai chiuso la stagione. 77 per chi difende, 59 per chi attacca. Tola palla in mano, Sennori chiamata al parziale decisivo, l'ultima chiamata per i sennoresi. Sanna ci prova ma sbaglia, e forse con questo tiro errato non dico che siamo già al game set match, ma ci avviciniamo. Giordano, ho finito gli attributi, anzi ho finito gli aggettivi direi per questo ragazzo. Che spettacolo, fate pure 18, ora sì che sono 18, ho perso il conto, quante sono le triple? 5? Forse sono 5 triple per Giordano, 5 o 6, clamoroso, gli attributi ce li ha lui e sono 5 triple, 5 su 10, 50%, lui sì che ha attributi da vendere. Io ho finito gli aggettivi per questo ragazzo, davvero fuori dal comune ragazzo, classe 2001, nativo di Rosario. L'abbiamo intervistato all'andata e lo intervisteremo anche oggi, e ci ha detto proprio che i derby sono pane quotidiano per lui, e si vede, lui che non ha giocato all'andata se l'è pensato questo derby e lo sta replicando. Frattoni, il tiro dell'Ave Maria non va, lo sta replicando benissimo. Tola che lo aiuta a rialzarsi, che sportività anche sotto questo punto di vista, davvero clamorosa. 4 minuti, ovviamente il basket è uno sport particolare, si può riaprire tutto per noi, potremo anche far partire l'MVP così per gusto di entrambe le squadre oggi, e io ne metterei soltanto 2 in votazione senza bisogno di addentrarci troppo. Giordano, 2 per squadra, Giordano, Potì, Cabras e Ubalek. Appena può Papura ve li lascia in grafica, sicuramente appena finisce il match non ve ne andate perché
mi recherò al centro del campo per intervistare un protagonista del match. Certo, se continuerà così sarà Marco Giordano, ma mai dire mai. E qua è bello girarsi verso i tifosi cagliaritani e vederli cantare i cori intonati dai tifosi di Senori. Per la classe anche questa la vittoria, fallo nel mentre dell'Esperia. I candidati all'EVP che fra poco troverete in chat sono Marco Giordano, Alessandro Poti per l'Esperia e Giri Ubalek e Matteo Cabras per la classe Senori. Anzi, lasciamo il quinto, dai. Io scriverei il pubblico. Come quinto metto il pubblico. Vediamo cosa fate voi amici a casa. Vi lasciamo il sondaggio, 4 minuti e mezzo. Pisano, tripla, primo ferro. Sanna ha un'altra chance, non se la prende. Va sino in fondo, preferisce il tiro da 2, sbaglia anche questo. Ubalek tocca ma non basta. E poi Giordano è già dall'altra, potenziale 2 contro 1 che diventa però 2 contro 2 grazie al ripiegamento di Alessandro Pisano. Frattoni si muove in punta, Thiam riceve tiro dalla media sbagliato, vola e controlla il rimbalzo Cabras, sesto rimbalzo della sua partita. Subito per Ubalek che viene ingannato dalle luci forse del Palasport e palla persa. Ovazione, noi non ci alziamo in piedi ma lo facciamo in maniera figurata per Marco Giordano. Chapeau, davvero chapeau a questo giocatore che è una spanna a livello tecnico sopra gli altri. Ricordiamo ancora una volta che quest'anno è rientrato la stagione in corso a febbraio dopo un infortunio molto grave che l'ha tenuto ai box proprio alla fine della scorsa stagione. Sanna, tripla dentro questa per Luca Sanna, quarta tripla, 4 per lui, 5 per Giordano. Certo che dai 3 punti non hanno deluso le aspettative, sono 12. Ricordo agli amici in live su Twitch che non dovete scriverlo in chat ma cliccare sul sondaggio presente in grafica in basso a destra, lo trovate, no chiedo scusa, lo trovate sulla chat ovviamente in alto. 82-62, partita che sta volando via, non mollerà Senori fino all'ultimo secondo, su questo ci potete contare. Sanna sbaglia, combatte, non va neanche questa per lui, Pisano ci mette la mano e poi Ubalek anticipare, finisce, anzi il parterre fa la conoscenza delle goccioline di sudore di Giri Ubalek, quindi rimessa Cabriolu, doppio cambio, Pisano e Cabras tornano in panchina, rientrano Nuocoie e Biolchini. Pressato da Biolchini Frattoni che poi lascia per Poti, si prende la settima tripla della sua partita, questa non va, 3 su 7 per lui dall'arco e 17 punti per il giocatore pugliese. Tola, Nuocoie, sino in fondo, giocato benissimo questo pick and roll, 18 punti fra le squadre, forse troppo tardi per la classe che ricordiamo è tornata anche sotto i 10 punti di svantaggio. Frattoni, Locci torna dal nativo di Santa Fe, eccolo Thiam, torna il pallone dal giocatore di origini senegalesi che però se la trascina fuori, 2 giri di lancette più 17 secondi extra e poi sarà sirena finale sempre se basteranno, e mi sa proprio di sì amici a casa, amici senoresi ma anche amici cagliaritani che si stanno sfregando le mani per questo derby che all'orizzonte proietta una vittoria dei ragazzi di Coach Manca. Sanna per Ubalek anticipato e c'è il fallo del nativo di Praga e quindi noi lo possiamo dire con 2 minuti d'anticipo perché ormai ci prendiamo anche questo privilegio ed è game, set e match. L'Esperia vince il derby e lo fa con autorevolezza, con grande proprietà di gioco e con la consapevolezza che è una squadra che in questo campionato può dire la propria, un campionato un po' bugiardo sotto questo punto di vista, perché l'Esperia, e noi ne approfittiamo in questi ultimi 2 minuti per raccontarvi quello che è stato il campionato della squadra di coach Federico Manca, perché noi, parliamoci chiaro, noi raccontiamo le vicissitudini della classe Senori, però
lo scorso anno ancora non eravamo in vinta regionale, ma io personalmente ho tifato per l'Esperia in quei playoff per salire in B1 e quest'anno farò lo stesso, e quindi auguriamo il meglio a questa squadra. E noi andiamo a guardare il campionato. L'Esperia ha iniziato con una sconfitta pesantissima in casa dell'Antoniana che ancora poteva vantare di Zanzottera, poi inizia a vincere in casa, quindi sfida il Palapirastu, non le ha sbagliate, ha battuto Benevento, poi ha perso con San Paolo Ostiense, quindi 2 sconfitte con squadre che si stanno lottando per la retrocessione con Senori. Vince in casa con la Tiber, quindi 2-2 al Palapirastu e 2 sconfitte esterne. Perde a Marigliano, quindi 3-3 sconfitte esterne, che poi diventano 3-3 vittorie in casa, che ha battuto anche Aquilano, quindi fino alla 7ª giornata record positivo, record che torna negativo con un'altra sconfitta in trasferta, quindi dopo 4 trasferte l'Esperia quest'anno non aveva ancora vinto lontano dal Palapirastu, perde 2 sconfitte in fila, quindi perde un'altra trasferta con Avellino, vince in casa con Angri, quindi sostanzialmente alla fine del girone d'andata l'Esperia non aveva mai vinto in trasferta e mai vinto in casa. Cosa succede? Che batte anche Cagliazzo, batte anche Sennori in trasferta, quindi la prima vittoria esterna è arrivata in quel di Sorso, ma non... e qua c'è un momento bellissimo, ragazzi, momento bellissimo, e Nicola, che noi torniamo, poi ci addentriamo, che spettacolo, i tifosi di Sennori che applaudono, i tifosi di Sennori, chiedo scusa, che intonano il coro tutti in piedi per questa Sennori, e i tifosi di Cagliari che si alzano in piedi. Grazie, e io ringrazio i tifosi cagliaritani, davvero che bello questo momento. Io direi tutti in piedi per questo basket, per l'Esperia, campioni del mondo di ospitalità, campioni del mondo di sportività, e lo stanno dimostrando. Io ci terrei a citare e rimarcare anche le parole spese quest'oggi per il derby da parte di Nando Mura, che è qui vicino a me, giornalista storico che non ha bisogno di presentazioni, e di tutti quelli che lavorano dietro la scrivania, che hanno raccontato di questo derby. Grazie a tutti, grazie alle testate giornalistiche, grazie veramente alle persone che si sono spese per omaggiare queste squadre. Non so se riusciamo a intercettare Nando Mura, che si alza in piedi adesso, se mi vede lo faccio avvicinare in postazione, vediamo se Nando. Ecco che mi ha visto Nando Mura. Gli facciamo fare le capriole in questo finale a Nando Mura. Che bel momento, Nando, tutti in piedi per questo basket, direi, no? Beh, insomma, sia l'Esperia che Sennori sono 2 realtà molto belle di una pallacanestro che per molti anni, molti decenni, a parte la Dinamo, non aveva altre realtà, e invece adesso sia Sennori che l'Esperia stanno facendo un bel campionato, insomma, soprattutto gli amici di Sennori, devo dire, io ricordo 3-4 anni fa un'Esperia Sennori finita a 100. Scusami Nando. Dicevo, non più tardi di 3-4 anni fa, ricordo a Montemigi un'Esperia Sennori finita a 102-54, mi pare, cioè, e quindi questo fa capire che era C regionale, questa è una buona B2. No, è stato un derby con un vincitore annunciato, come si dice in questi casi, perché era evidente la supremazia, per usare una metafora atletica, 100-200 metri arrivano allo sprint forse, ma quando la partita si allunga oltre 400 agli 800 metri Sennori dimostra qualche problema, però insomma, è bello anche vedere la qualità, perché la cosa bella di Sennori è che su 10 giocatori a referto 8 sono sardi. Ora che si parla tanto anche a livello nazionale di vedere i ragazzi della propria terra in campo, ecco, Sennori non solo lo dice ma lo fa anche, questo è importante. Assolutamente, ha usato un parallelismo azzeccato, perché lo scorso anno abbiamo intervistato il coach Meo Sacchetti e ci ha rivelato il coach che il suo sport prediletto è l'atletica. Coach Meo Sacchetti, diciamo che legge i giocatori anche per la capacità atletica, ha usato una grande metafora, però io chiuderei su una considerazione. Tu che ne hai visto tanti di derby, in termini di sportività, forse questo è uno dei migliori. Questo è bellissimo, perché fin dai tempi di Esperia Olimpia le partite finivano a cazzotti, con la Dinamo, Cagliari Sassari, Esperia
finivano, cioè non potevi andare con la macchina targata a Cagliari al palazzetto di Sassari o viceversa. Gli stessi derby Esperia Olimpia degli anni più recenti erano derby molto infuocati. Questo è un segno di una maturità dei giocatori sportivi di oggi, insomma sono ragazzi più maturi, meno esaltati, abbiamo visto oggi tantissime botte in campo che in altre occasioni avrebbero innescato non so quante risse, mentre invece vedo poi i giocatori si scusano, quindi io spero, non credo che l'Esperia riesca a ottenere la promozione perché è quasi impossibile, il Sendoli potrebbe invece salvarsi e speriamo di rivederci tra un anno in un derby ancora più alto, perché la cosa bella di Esperia e Sendoli è che sono due squadre che ogni anno giocano un campionato migliore di quello precedente e questa è la cosa bella per tutti. La linea verde anche della crescita sportiva. Grazie Nando, io vi invito a rimanere collegati sempre su Facebook, il blog Il Playmaker, perché Nando Mura ha tante chicche per voi, vero Nando? Per voi certo, anche un po' per me, sono me un vecchio pensionato, più vecchio del Papa come dico sempre, e quindi io mi diverto sperando appunto di tenere compagnia a chi ha il piacere di leggermi come voi. E ti dico una cosa, che i post su Sendoli sono quelli fra i più... Ho visto la classifica. Sì, quelli di Sendoli sono post molto letti e questo vuol dire che c'è un seguito anche nella comunità, nell'area geografica. Grazie Nando, un onore per me, ci vedremo presto. E noi adesso vi invitiamo a non andarvene perché scenderò in campo per intercettare Marco Giordano. A prestissimo!
Siamo live, eccoci qua direttamente con il coach dell'Esperia Cagliari, coach Manca. Prima di tutto partiamo dall'atmosfera di questo palazzetto, veramente bello. Sì, bellissima. Già insomma la stiamo vivendo tutto l'anno perché comunque stanno venendo sempre per fortuna tanti spettatori a vederci. Oggi arricchita dalla presenza di tanti tifosi di Sennori che sono splendidi come sempre. Questo è il bello, lo sport deve essere festa prima di tutto, quindi si è vista una tifoseria che anzi reciprocamente si incitava, veramente una bellissima atmosfera, soprattutto per i ragazzi in campo, bello giocare così. Coach, scelta di far partire Potì dalla panchina è una scelta ponderata, immagino, e da cosa arriva? Da una struttura di squadra, quindi profondità di roster e consapevolezza che tutti sono sul pezzo, oppure volevi cercare di trovare e provare a scombussolare un ingranaggio della classe? No, Ale Potì è già da diverse partite che sta partendo dalla panchina e l'abbiamo fatto un po' anche per questioni tattiche, perché comunque Ale è uno che può spaccare la partita, come si è visto oggi, comunque è un giocatore di grandissima qualità, quindi per fortuna a questi livelli il discorso quintetto ormai non vale tanto, l'importanza di ogni giocatore. Potì sa qual è la sua, entra, spacca la partita e da quando è tornato Jordan abbiamo iniziato a inserire anche Jordan in quintetto per questione anche di rotazioni, una scelta comunque tattica. Assolutamente, e poi se pensiamo anche a come è stato il derby d'andata, al ritorno è cambiato molto perché le squadre a un certo punto si sono affrontate con le difese a zona da una parte e dall'altra. L'andata non è praticamente successo perché siete riusciti a imporre il vostro gioco. Oggi una partita dai 1000 volti, la difesa a zona è stata il bello e il cattivo tempo di una e dell'altra squadra. Sì, allora c'è da dire che proprio come termine di paragone, se usiamo la partita d'andata si vede anche la crescita di tutte e due le squadre, perché noi comunque abbiamo cambiato qualcosa nel nostro percorso, quindi a prescindere poi dalla classifica credo che siamo adesso una squadra comunque diversa e credo anche migliore come fluidità. E Sennori uguale, ha cambiato ovviamente allenatore, ha aggiunto un giocatore importantissimo come Luca Sanna, quindi si è vista comunque la qualità, soprattutto il primo quarto credo che sia stato di livello molto alto, bei canestri, belle azioni, quindi comunque si è vista una bella pallacanestro. La difesa a zona, spesso le zone soprattutto match-up magari puntano un po' nel farti ovviamente saltare un po' l'ingranaggio e soprattutto confidano anche un po' sulle percentuali che noi abbiamo avuto altissime, ma in quella fase della partita le abbiamo abbassate drasticamente. Ovviamente anche merito di Sennori che con la difesa ci ha sporcato comunque qualche tiro, le abbiamo preso più affrettato e noi siamo riduci da un paio di partite dove l'abbiamo pagata, quindi più che altro a livello psicologico per noi diventa un ostacolo che per fortuna poi siamo riusciti a superare. Spero che questa ci dia anche il via libera per affrontarle più tranquillamente tutte le prossime. Assolutamente, le percentuali che molte volte per gli amici a casa sembra quasi un gioco del destino, no? La palla entra, in realtà no, le percentuali è frutto anche di un lavoro sodo in campo, allenamento, perché senza lavoro sodo non c'è neanche divertimento e non arrivano i risultati. Questa è una piccola parentesi che volevo permettermi di dire agli amici a casa. Chiudiamo, coach, ti do un'informazione che saprai già: Benevento ha perso in casa con Angri, quindi avete scavalcato Benevento i 2 punti, ora non avete quel problema mentale che siete tutti pari a 24, siete riusciti a scavalcare Benevento e Tiber e ora siete settimi da soli, però la prossima c'è Cagliazzo e poi chiudere con Celebi K e Carver. Tu mi insegni da sempre, coach, che ogni partita a sé, specialmente a fine campionato. Sì, allora noi siamo tranquilli per modo di dire, nel senso che ogni partita bisogna ovviamente giocare, vincerla, soprattutto per questioni di fiducia, arrivare il meglio possibile nei playoff. Abbiamo la fortuna comunque di avere scontri diretti favorevoli con tutte, da Angri, anche se Angri adesso è un gradino sopra, però sia con Aquila abbiamo 2-0, Benevento abbiamo 2-0, Tiber 1 pari ma con scontro favorevole e dobbiamo giocare tutte le partite. Ad esempio Aquila, che adesso abbiamo agganciato, gioca solo 2 partite, cioè una su 4 doveva ripartire
riposare ancora 2 volte, di cui una Avellino, quindi comunque da questo punto di vista siamo un attimino coperti da questi scontri diretti. Il discorso è un altro, la stagione scorsa ha insegnato che è come arrivi al momento cruciale, noi ci stiamo arrivando comunque bene, nonostante le sconfitte con Avellino e Angri abbiamo fatto 2 ottime prestazioni, abbiamo aggiunto Giordano che oggi in quei momenti si è visto che tipo di giocatore è e che cosa ci può fare l'ultimo salto che magari ci manca proprio per spaccare le partite, quindi dobbiamo essere sereni e cercare di arrivare pronti senza porci nessun limite. La cosa più difficile che dica ai ragazzi comunque è entrare tra le prime 8, dopodiché rinizia una stagione e siamo pronti a divertirci. Assolutamente, io come spesso ho detto l'Esperia è una squadra diesel, quindi l'importante è arrivare ad essere diesel. Grazie coach per il tuo lavoro e per tutto. Ti do la sinistra, davvero, scusami. Grazie. Ci vediamo presto, Grazie. lasciamo andare il coach alla meritatissima festa post partita e ce l'abbiamo un ospite. Grazie caro. Ciao Gianluca, benissimo. Eccolo qua, lo riconoscete con la maglia numero 11, sì, siamo in diretta. Direttamente da Cagliari, o meglio, direttamente da Santa Fe, no? Sì, da Santa Fe. L'abbiamo detto perché me l'hai citato all'andata, ricordando anche amici che ho qua in Sardegna che arrivano da Santa Fe. Però partiamo da una cosa che tu hai in casa, tu e Marco avete in casa, l'emozione di questi derby. Palazzetto quasi pieno, però essere spinti dal vostro pubblico, il tener la garra è incredibile, no? Sì, no, è incredibile perché ogni volta il palazzetto ci sta dando più spinta a giocare così. Si sta riempendo, infatti sono contento di questa cosa, che la gente sta cominciando a venire. Oggi a parte c'era anche la gente di Senori che ha fatto un tifo che si sentiva, era un ambiente bellissimo e questi derby è bellissimo giocarli, è per questo che giochiamo e che ci divertiamo. Ma ti volevo chiedere una cosa a livello personale e tecnico, ogni volta che hai possibilità di esplodere in contropiede, che vedi il campo libero, tu non pensi a niente, ci sei solo tu e il ferro. Sì, se posso a recuperare palla provo ad andare dritto al ferro perché così non mi ferma nessuno. Se vado con i dubbi mi fermano, quindi vado dritto e se posso schiacciare è meglio, se no prendo un fallo, qualcosa, però devi andare deciso al canestro, se no non fai canestro. E poi l'esultanza dopo la schiacciata a chi l'hai dedicata? 2 mani e poi sei rimasta appeso con una mano. A me ricorda qualcuno che gioca in NBA o no? No, sì, sicuramente l'ho già vista un'esultanza così, però ti dico sinceramente mi volevo prendere con 2 e la sinistra mi è scivolata, quindi per fortuna che la destra mi ha preso il canestro. E poi no, l'ho dedicata ai compagni perché ogni volta che faccio qualcosa mi giro in panchina e li vedo a loro gasati in piedi e loro mi danno la spinta, e anche la gente ovviamente, però i compagni sono quelli con cui convivo ogni giorno, quindi lo dedico tutto a loro. Quindi da oggi questa è la schiacciata di Frattoni con l'esultanza di Gianluca Frattoni, quindi l'abbiamo brevettata. Ultima battuta, quali sono le tue ambizioni tue di squadra da qua alla fine? Abbiamo parlato di voglia di migliorare, di voglia di arrivare a una posizione playoff, però credi che questo gruppo, se mantenuto davvero e con sempre più amalgama, riesce anche l'anno prossimo a tornare e tu ovviamente a rimanere in questa squadra? Io penso che ormai siete una famiglia. Sì, le ambizioni sono sempre le più alte. Io sono arrivato qua con l'idea di puntare il più alto, di arrivare dove sono arrivati loro l'anno scorso, perché comunque è una squadra che è arrivata in finale e dopo arrivare in finale non puoi puntare più alto che vincere un campionato, quindi le ambizioni sono state per me e per tutti i ragazzi sono state sempre queste e ovviamente si è creato anche un bel gruppo e io credo che dalla prima partita a oggi siamo migliorati tantissimo, siamo cresciuti come squadra, come gruppo e aggregando anche l'aggiunta di Marco che è importantissima e con lui adesso siamo un'altra squadra perché è un grandissimo giocatore, quindi per me le ambizioni sono le più alte per tutti i ragazzi e per la società e sicuramente anche per la gente, quindi sì, spero che si possa arrivare il più lontano possibile, vincere il campionato e ovviamente poter rimanere qua sarebbe la cosa più bella. E noi vorremmo fare i complimenti a tutta l'Esperia, a tutti gli amici di Cagliari, ma anche a Gianluca per il suo italiano, lo parli veramente bene, quindi complimenti, potresti insegnarmi a me un po' di argentino. Grazie mille, lo lasciamo andare al suo post partita. Fammi salutare mia madre, mio padre, la mia famiglia, i miei nonni che sicuramente da casa lo stanno guardando, quindi mami te amo, papà te amo. E niente, e se il mio italiano è così è grazie alla mia ragazza anche che me l'ha insegnato. Quindi. Ovviamente, saluti a tutti gli amici di Santa Fe, buona suerte. Rio Nero, tutta la mia famiglia. Grazie Gianluca, buona suerte. Ciao.
E noi chiudiamo la diretta, grazie Gianluca, chiamando se possibile un giocatore della classe, gli facciamo fare questo sforzo. Vieni Nicola, aspettiamo Nicola Pisano, purtroppo in stampelle, anzi Nicola poi vieni qua, mi avvicino io. Non gli facciamo fare tanta strada. Ciao Nick, la telecamera ci segue, guardiamo pure per i pochi amici collegati. Non è facile ovviamente resettare dopo una sconfitta in un derby, però partiamo anche dall'emozione, tu che purtroppo hai terminato anzitempo la stagione, l'emozione dagli spalti, tanta. Sicuramente avrei preferito essere in campo, è una sofferenza vedere i miei compagni giocare, non potergli dare una mano, però adesso resettiamo perché sabato c'è un'altra partita importante, anzi domenica, quindi è importante trovare 2 punti in casa che è fondamentale per la classifica e mettere un pezzettino in più per salvarci. E noi vorremmo anche rasserenare, per quanto si può rasserenare, i nostri tifosi. Nicola, sembra meno grave del previsto l'infortunio, però comunque 3 mesi di stop minimo. Ci puoi raccontare meglio? Una lesione del 5% del legamento? Sì, del crociato e un po' di robe tecniche sulla medicina generali. Le chiediamo a Antonio Piras, no? Le chiediamo all'ortopedico di fiducia e niente, sì, 3 mesi di fermo praticamente, però so già dalla prossima settimana levo le stampelle che è già un buon passo. E niente, speriamo bene di recuperare e vediamo un po' il futuro cosa ci dice. E quindi speriamo in una pronta guarigione, modalità full gas, come piace dire a Nicola Pisano, e speriamo anche in una salvezza full gas dei Tauri. Grazie Nick, chiudiamo insieme questa diretta. Nonostante la sconfitta, Senior ritorna a casa comunque con tante nozioni positive. Grazie a tutti per averci seguito, un saluto e un ringraziamento da parte di Nicola Pisano e Fabrizio Cresci. E soprattutto di